Sono circa 1.400.000 euro i fondi elargiti dalla Regione ai comuni siciliani per i progetti legati alla cosiddetta democrazia partecipata relativi all'anno 2020, soldi che non sono mai stati spesi oppure spesi in parte. Quello che è rimasto in cassa adesso dovrà essere restituito sotto forma di sanzione. In provincia di Agrigento sono 19 comuni sanzionati che dovranno restituire soldi non spesi. Il totale ammonta a circa 132.000 euro a fronte di 209.000 euro ricevuti. In particolare Agrigento dovrà restituire 8.392 euro, cioè tutta la somma ricevuta, dato che non è stato speso nulla. Stessa cosa ad Alessandria della Rocca, Caltabellotta 3.300 euro, Campobello di Licata 566, Canicattì 864, Lampedusa e Linosa addirittura 7.488, Licata 3.068, Lucasicula 8.438, Menfi 3.670 euro, Montallegro 10.804, Montevago 8.748, Naro 7.862, Racalmuto 13.228, Ravanusa 210 euro, Ribera 1264, San Biagio Platani 6718, Sciacca 4136 e Villafranca Sicola 5846. Ma intanto arriva una smentita relativamente al comune di Realmonte, dove afferma che arriva una smentita da parte del comune di Realmonte sulle somme spese. Il sindaco afferma come le somme del 2020 sono state spese per interventi di riqualificazione e ristrutturazione della palestra della scuola elementare di Realmonte e per l'acquisto di attrezzature sportive sempre destinate alla stessa palestra della scuola anche nei successivi 2 anni, cioè 2021 e 2022. Le somme a disposizione sono state utilizzate per lo svolgimento di attività ludico-ricreative per i bambini della fascia di età che va dai 18 ai 36 mesi e per l'acquisto di materiale didattico per la scuola materna ed elementare dell'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte. Poi tutti e 3 gli anni abbiamo coinvolto la popolazione nella scelta della destinazione di questi fondi e noi come amministrazione comunale abbiamo dato seguito alle richieste realizzando il tutto